Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Gallura, la web radio, la nuova web radio che trasmette dalla Gallura e comunque da tutta la Sardegna. Abbiamo qui con noi un ospite che ci parlerà delle erbe di Sardegna, che quindi curerà questo settore, che è Paola Buioni, conosciuta a Santa Teresa come Paoletta. Ciao Paoletta. Buonasera a tutti. Allora, quest'oggi di che cosa ci vuoi parlare? Beh, vista la stagionalità e una primavera anticipata, anche se è piovuto poco, e bastano poche gocce poi perché le nostre erbe selvatiche subito abbiano una crescita così bella e importante, soprattutto come fiore. E in questo periodo si possono fare tante cose in natura: raccogliere le piante, le erbe, quelle dette mangerecce, quelle dette officinali, quelle curative, ma soprattutto è molto bello adesso andarsene in giro in queste belle giornate future, solatie speriamo, e raccogliere margheritine, malve, calendule, le prime ginestre per fare i famosi oleoliti. Oleoliti, non c'è una parola gallurese oleolito, è una parola proprio antichissima, italica, e l'oleolito è un linguaggio erboristico che indica un olio curativo. In genere, vi faccio un esempio: si prende o una margherita o un fiore di calendula, si mette a bagno nell'olio extravergine di oliva e si lascia macerare per 3 settimane. Dopo quest'olio si filtra ed è un olio curativo per la pelle, e le proprietà sono lenitive, addolcenti, vanno bene per persone che soffrono di dermatosi, persone che hanno la pelle delicata, persone che si espongono molto al sole. Questa è un'erboristeria antica e moderna. Antica perché è stata tramandata, moderna perché c'è un revival su queste cose. Visto che tutti soffriamo e siamo intolleranti quasi a tutto, allora si fa sempre un passo indietro, si ritorna in natura e non ci si cura solo con le erbe, naturalmente, però gli antichi rimedi ritengo che sono sempre efficaci, se non altro non ci uccidono di veleni. Allora Paoletta, in questo periodo quali sono i fiori che possiamo trovare nei campi e che appunto possiamo raccogliere e magari farci noi qualche ricetta a casa? Sì, sono le ricette delle nostre nonne, ricette che per fortuna non abbiamo ancora perso. E poi chi non ha una base culturale, che non ha avuto una nonna, queste cose le hanno insegnate, può sempre documentarsi in tempi moderni, può sempre guardare su internet, può sempre chiedere a una signora anziana, può sempre comprarsi un libro sulle piante officinali. E le piante non sono fantascienza, ma è botanica ed è scienza. Ad esempio, in questi giorni ci sono nei prati galluresi tantissime calendule e praticamente quella margheritina arancione che varia da un giallo senape a un arancio forte forte. Ad esempio, da noi in Gallura c'è questo arancio forte perché molto probabilmente nei silicati delle scaglie di granito tiene questo colore aranciato bellissimo. Ecco, questo è già un fiore che si può fare in infusione nell'olio extravergine di oliva, lasciarlo macerare 15 giorni e poi risulta questo oleolito una crema di bellezza. Ma l'olio è a freddo? A freddo. Gli oleoliti sono una base di olio, in Sardegna si usa l'olio extravergine, okay, anche perché contiene già molta vitamina E, quindi già l'olio di per sé stesso è una medicina. L'olio con a bagno dei fiorellini sempre per più o meno 15 giorni. Proporzioni? Le proporzioni, allora, su 1 litro di olio extravergine di oliva si può mettere, dipende da quanto pesa un fiore. Se è un fiore pesante un tot, se è un fiore più leggero, chiaro, va a manciate di più, ma si copre in genere il fiore, quindi prima si mettono i fiori in un contenitore di vetro, poi man mano si aggiunge l'olio e finché si copre totalmente, si lascia 15 giorni, 20 giorni al buio, poi questo è già un olio che è un olio base curativo. Poi questi oleoliti sono importanti perché a loro volta vengono trasformate per fare creme, per fare saponi, poi da questi oli base si fanno tante altre cose in cosmetica e in erboristeria. E invece noi come lo possiamo usare? Allora noi a casa prepariamo l'olio di oliva, prepariamo l'olio di oliva in un contenitore, anzi prima dell'olio si mettono tutti i fiorellini, solo i fiorellini, diciamo una margheritina, una calendula, un fiore di malva, un fiore di ginestra, si mette in un contenitore e man mano si copre con 1 litro di olio extravergine di oliva, si mette al buio per 15 giorni, tipo una cantina o un mobile chiuso per 15-20 giorni e poi si filtra. Questo è un olio eccellente per le mani, per il viso, per il corpo. Ad esempio per i bambini questo olio si usa in quella famosa
dermatosi da pannolino, e per le persone anziane che hanno problemi, che sono a letto ferme da mesi, se no purtroppo anche da anni, le famose piaghe da decubito. Ecco, tutte queste cose si possono fare a livello casalingo. Ad esempio adesso si può fare la calendula, la margherita, la camomilla, i fiori di malva, i fiori di ginestra, i fiori di borragine. Questi sono i fiori che sono il segno che la primavera ci siamo già. Quindi quest'anno primavera in anticipo. Anticipate, grandi allergie. Allora, grazie a Paoletta, ringraziamo Paoletta, ricordiamo a tutti gli ascoltatori che chiunque volesse avere altre informazioni, magari contattare Paoletta per saperne di più, può contattare direttamente la nostra radio, e quindi noi ci troviamo sul sito internet radiogallura.com e anche radiogallura.eu, alla nostra mail che è radiogallura@gmail.com. Grazie a tutti, grazie a Paoletta. Grazie a voi. E alla prossima.